Se ti dicessi che per rispettare il budget del tuo matrimonio, la cosa più semplice da eliminare sarebbe il matrimonio stesso? No, non sono impazzito. Buongiorno a tutti, sono Thomas De Gobbi e da circa 20 anni suono come musicista, intrattengo, coordino eventi privati e aziendali e soprattutto matrimoni. Ogni anno incontro coppie che rinunciano ai professionisti che desideravano davvero per poche centinaia di euro fuori budget, mentre magari spendono molto di più in dettagli che a distanza di qualche settimana nessuno ricorderà più. La verità è che il problema è raramente il budget in sé, il problema è come viene distribuito. Organizzare un evento e soprattutto un matrimonio non significa scegliere tutto, significa scegliere bene. Alcune cose sono belle da avere, altre sono quelle che determineranno l'esperienza della giornata e il ricordo che resterà negli anni. La musica, la fotografia, l'intrattenimento, la regia dell'evento. Sono questi i professionisti che trasformeranno una semplice festa in un'emozione da vivere e soprattutto da ricordare. Per questo motivo, quando il budget sembra non bastare, prima di rinunciare a ciò che desideravate davvero, fermatevi a rivedere l'insieme. Spesso non serve spendere di più, serve soltanto spendere meglio. Un budget equilibrato non è quello che vi permetterà di avere tutto, è quello che però permette di avere ciò che conta davvero per voi. Perché l'evento o il matrimonio perfetto non è quello che costa di più, è quello che a fine serata vi farà dire abbiamo fatto le scelte giuste. E se quello che vi ho appena raccontato è proprio ciò che state vivendo in questo periodo di organizzazione per il vostro evento e matrimonio, beh, musica!